In questa breve presentazione approfondiremo il tema del papillomavirus umano, comunemente noto come HPV, in quanto esso rappresenta un ospite indesiderato con cui moltissime donne si trovano a dover convivere nel corso della loro vita. Impareremo alcuni semplici concetti sulla trasmissione del virus, il tipo di problematiche che può comportare, come si diagnostica e come si cura, ma ancora più importante, su come si previene l'infezione. Il papillomavirus non è un singolo virus, ma si tratta di una famiglia molto numerosa che conta più di 150 ceppi diversi. Solo l'essere umano può contrarre questo virus. Alcuni virus di questa famiglia sono oncogeni, cioè in grado di provocare infezioni persistenti che favoriscono l'insorgenza dei tumori. L'HPV si trasmette attraverso la pelle e le mucose. La via sessuale è considerata la principale e la più probabile, tanto che l'infezione da HPV è la più comune infezione sessualmente trasmessa nei paesi sviluppati. Sono state dimostrate anche altre vie di trasmissione, per quanto più rare e occasionali. L'infezione da HPV è molto comune e colpisce sia maschi sia femmine e può interessare sia l'area genitale, a livello del pene nell'uomo e a livello di vulva, vagina e collo dell'utero nella donna, sia altre mucose, come quella anale e quella della bocca e della faringe in entrambi i sessi. A causa di alcune peculiari caratteristiche, tuttavia, il collo dell'utero rappresenta il bersaglio favorito dal virus e proprio in tale sede può comportare le problematiche maggiori. Le lesioni da papillomavirus possono essere visibili o non visibili. Quelle visibili facilmente ad occhio nudo si manifestano sotto forma di condilomi, delle escrescenze della cute e delle mucose chiamate anche verruche genitali. Queste possono dare occasionalmente prurito e fastidio, ma si tratta in generale di lesioni benigne. Sono infatti causate da alcuni sottotipi di papillomavirus denominate a basso rischio, intendendo per rischio il potenziale di evoluzione a malattia tumorale. Le più pericolose sono invece le lesioni invisibili, che non possono essere notate ad occhio nudo o con una normale visita e che solitamente non danno sintomi. Queste lesioni, che si sviluppano in particolare a livello del collo dell'utero, sono caratterizzate da zone in cui le cellule, attaccate dal virus del papilloma, hanno sviluppato delle alterazioni nella loro struttura. Si tratta di alterazioni che possono diventare pretumorali e sono infatti causate per la maggior parte da sottotipi di HPV ad alto rischio, cioè con potenziale evoluzione verso il cancro. Fortunatamente, nonostante l'infezione da papilloma sia veramente molto frequente, tanto che circa l'80% delle donne viene a contatto con questo virus nel corso della propria vita, in molti casi il nostro organismo è in grado di debellare l'infezione grazie alle difese immunitarie. La maggior parte delle infezioni scompare infatti entro 1 o 2 anni dalla diagnosi. Le eventuali alterazioni delle cellule regrediscono tornando allo stato originario e ciò non comporta ripercussioni sulla salute. Esistono però alcune infezioni persistenti nel tempo. Queste sono quelle che provocano alterazioni delle cellule del collo dell'utero progressivamente più gravi e che possono esitare nel cancro. Questo processo di evoluzione verso il cancro dura molti anni. È importante ricordare che la presenza del virus HPV è una condizione necessaria ma non sufficiente allo sviluppo di queste alterazioni. Avere l'infezione non vuol dire avere la malattia e il rischio di progressione dipende da alcune variabili come il tipo di HPV infettante, la competenza immunologica dell'ospite e il tempo di interazione tra queste due componenti. Anche nel caso in cui venga identificato un virus ad alto rischio, non significa necessariamente che si svilupperà un tumore del collo dell'utero, perché nella gran parte dei casi si tratta di un'infezione passeggera. Questo spiega perché le donne con infezione da papillomavirus sono moltissime, mentre quelle che sviluppano i tumori sono solo alcune. I programmi di screening ci permettono di individuare le infezioni da HPV in una fase precoce della loro evoluzione. Lo screening per il tumore della cervice uterina è offerto gratuitamente a tutte le donne residenti in Veneto a partire dai 25 o 30 anni di età, a seconda dello stato vaccinale per la vaccinazione contro l'HPV,
e fino ai 64 anni. Il PAP test viene offerto ogni 3 anni alle donne dai 25 ai 29 anni non vaccinate contro HPV. Il test HPV invece viene offerto ogni 5 anni a tutte le donne dai 30 ai 64 anni. Si accede a tali test di screening mediante lettera di invito da parte dell'ULSS di appartenenza. L'HPV test, che ricerca la presenza del virus, e il PAP test, un'analisi al microscopio delle cellule del collo dell'utero per cercarne le alterazioni causate dal virus, servono proprio a filtrare la popolazione in maniera da trattare anticipatamente coloro che hanno maggior rischio di progressione dell'infezione verso una patologia tumorale conclamata. In caso di positività, cioè di esito alterato di uno di questi test, verranno programmati ulteriori accertamenti utili alla diagnosi precoce. Per quanto riguarda la prevenzione, è bene ricordare che l'uso del preservativo, sebbene sia assolutamente raccomandato per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, non protegga completamente dall'infezione da HPV, dal momento che il virus può essere trasmesso anche attraverso il contatto di regioni della pelle non coperte dal profilattico. Altri fattori di rischio possono essere un inizio precoce dell'attività sessuale, la presenza di partner sessuali multipli, le persone con insufficienza immunitaria, ad esempio un'infezione da HIV o un precedente trapianto d'organo, che sono più soggette a contrarre il papillomavirus e hanno più difficoltà a debellarlo, oltre alla presenza di altri fattori come fumo di sigaretta, obesità e dieta povera di frutta e verdura, che sembrano essere fattori che aumentano il rischio di infezione. La vaccinazione è l'unica strategia risolutiva per prevenire il contagio da HPV e di conseguenza l'insorgenza delle lesioni di cui è responsabile, siano esse benigne, come i condilomi, o lesioni potenzialmente tumorali, sia a livello genitale che in tutte le altre sedi anatomiche interessate. La prevenzione è il miglior modo che conosciamo per evitare i rischi legati all'infezione da HPV. La vaccinazione contro HPV è disponibile in Veneto a partire dal 2008. È raccomandata e offerta gratuitamente alle ragazze e anche ai ragazzi a partire dagli 11 anni di età. Tuttavia, chiunque può vaccinarsi anche in età adulta e la vaccinazione è raccomandata anche per chi ha già contratto il virus. I vaccini anti-HPV oggi utilizzati proteggono contro 9 sierotipi di HPV più pericolosi e sono estremamente sicuri ed efficaci. Possono prevenire oltre il 90% delle forme tumorali associate all'HPV e sono stati somministrati in sicurezza a milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo. Diversi studi dimostrano che se tutti, uomini e donne, fossimo vaccinati, il cancro della cervice non esisterebbe più, così come tutte le altre complicanze dell'infezione da HPV.